Manca un minuto alla partenza della sesta corsa, una delle prove più interessanti dal punto di vista tecnico del pomeriggio, confronto per buoni cavalli di 4 anni, in cui si sfidano in 9, in cui non c'è un vero favorito. La quota in discesa è quella di Festival, che è a 2 contro 1, a 3, quindi levo di Vincenzo Luongo e Gennaro Casillo, è lui il favorito nei confronti di Fiorella Jet, la cui quota è salita. Forever poi a 4,50, 7 Falchetto Jet, 9 Fuentes Cage Horse. Sono loro i più attesi in una prova che promette sicuramente incertezza e spettacolo. Countdown che sta arrivando allo 0, è quasi tutto pronto per il via di questo confronto, il premio Mister Silvi, prova appunto per cavalli di 4 anni che vincano da 10 a 35.000 euro in carriera. Autostart in movimento all'1 Falchetto Jet Giampaolo Minnucci, 2 Fuentes Cage Horse Alberto Garruto, 3 Forever Lorenzo Baldi, 4 Fenice dei Greppi Maurizio Cheli, 5 Fidel Castro Felice Facci, 6 Fantastica Fass Giuseppe De Filippis, 7 Fiammetta Ferm Edoardo Baldi, 8 Festival Vincenzo Luongo, 9 Fiorella Jet Francesco Pettinari. Macchina che accelera, tutti perfettamente allineati concorrenti, pronti a far partenza. Macchina che va per lo stacco. Parti. Forever prende la testa, all'esterno Fantastica Fass, poi in corda Fenice dei Greppi, Fidel Castro, quindi in corda Falchetto Jet con accanto Fiorella Jet, poi Fiammetta Ferma, alla retroguardia Festival. 14,1 il lancio da parte di Forever, che ha preso la testa con buon piglio e guida con 3 lunghezze di margine nei confronti di Fenice dei Greppi, Fidel Castro, Fiorella Jet, che aggira Fantastica Fass, la quale dopo aver fatto partenza non vuole rimanere allo scoperto e va così in seconda pariglia. 28,8 i primi 400 metri da parte di Forever, che guida a buon ritmo. 44,3 i primi 600 metri di corsa, sotto alle tribune Forever è in vantaggio nei confronti di Fenice dei Greppi, di fuori Fiorella Jet, in corda Fidel Castro, pariglia Fantastica Fass, in corda Falchetto Jet, poi ancora Festival che precede Fuentes Cage Horse. 59,6 la metà gara, frazione in 38 di rifiato, il secondo quarto da parte di Forever che continua in vantaggio, nella sua scia sempre Fenice dei Greppi, allo scoperto Fiorella Jet, il chilometro passato in 1,14,5 dalla battistrada. Lorenzo Baldi che continua a controllare al comando, adesso però arriva Fiorella Jet con decisione al suo esterno e punta in terza ruota Festival. Parziale di Festival che arriva accanto alle prime, Forever è in vantaggio dopo la retta di là passata in 14,5, di fuori Fiorella Jet, terza ruota costante per Festival che punta in avanti, Fenice dei Greppi a contatto, cala Fiorella Jet all'ingresso della dirittura d'arrivo, Forever è in vantaggio, Fenice dei Greppi prova a spostare al suo esterno, Festival in mezzo alla pista, Forever che si difende, Fenice che attacca, Festival in mezzo alla pista, Forever in vantaggio, ci prova Fenice dei Greppi che va su Forever, Fenice dei Greppi sul palo, stampa Forever, poi Festival. 1,13,4 il percorso da seconda in corda di Fenice dei Greppi, Maurizio Cheli in salchi per il training di Adrian Gioni, i colori di Davide Zanetti, a vittoria allo speed della figlia di Pascià dei Greppi, che brucia nei pressi del palo la leader Forever, ne ha ragione. Al terzo posto finisce Festival, 4,38 in numeri il probabile arrivo della sesta.